Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a Nightlife Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto il titolo, stiamo lontano dai pipponi, da quelli che predicano amore, pace, extraterrestri, angeli colorati, salti quantistici, paroline magiche, insomma, tutti quei pipponi che ehm, promettevano il nuovo paradiso, il nuovo Eden, e invece il nuovo Eden purtroppo è arrivato solamente per le società che fatturano il 400% di gas, elettricità e benzina. Quindi praticamente è vero, c'è stato un boom, un paradiso economico, ma non per il popolo o la classe media, bassa e media. Quindi è vero, non posso negarlo che per alcuni c'è stato un salto quantico, un salto di benessere, ma sarà uno su 100 o 200 mila persone. Quindi diciamo che questi pipponi non hanno detto delle bugie, ma a parte che dovevano arrivare gli extraterrestri con le carrozze nel 2012, ma diciamo che il resto, la maggior parte delle persone, sta vivendo un'economia che solo nella seconda guerra mondiale abbiamo visto una destrutturizzazione del comparto industriale italiano di questo spessore. Noi stiamo uscendo da un periodo di sierati in cui un 70-80% di persone si è fatta anche la terza dose, molto probabilmente, e in cui abbiamo dovuto subire questo Green Pass che per fortuna, per un modo o in un altro, stiamo uscendo, mentre ad esempio la Svizzera, l'Inghilterra, la Francia non ce lo hanno più, questo pippone del Green Pass, e quindi chiaramente fra 2 o 3 anni, molto probabilmente quelle persone che si sono fatte anche la terza dose, molto probabilmente avranno delle patologie che oggi non si conoscono ancora, anche perché essendo un farmaco sperimentale o per alcuni emergenziale, sicuramente avrà sicuramente qualche pecca, anche perché guardando sul tubo si vedono interviste di persone a cui è morto dopo aver fatto il vaccino un parente, per cause concomitanti al vaccino. Però questo non è il tema della pillola, noi stiamo andando verso un periodo di decrescita, non un periodo di crescita alla modello 5 Stelle che dicevano la decrescita è bella, ma stiamo andando a un periodo di crescita proprio perché la classe media viene in un certo senso tartassata, bastonata. Poi ci sono alcuni politici che qualche mese fa hanno cominciato a dire togliamo ad esempio il reddito di cittadinanza, mentre in altri stati si vuol mettere il reddito universale. Stiamo andando insomma verso un minestrone di cioccolato eccezionale, e cioè avremo una popolazione sicuramente con delle particolari problematiche che oggigiorno non si conoscono ancora. Abbiamo avuto una destrutturizzazione in questi anni del 25%, sia da quando è entrato l'euro in funzione, sia da quando questo governo dei migliori ha obbligato ad avere il Green Pass. E siamo uno dei pochi stati al mondo ancora ad averlo. In più c'è questo 7-8 mesi fa il ministro dell'economia diceva che ci sarebbe stato un boom economico. Il vostro Marietto invece 7-8 mesi fa e anche 10 mesi fa diceva che avremmo avuto 14 milioni di nuovi poveri. Cosa posso consigliare adesso? Adesso vi posso consigliare questo sigillo che metto video, che è il sigillo di Mosè, è un sigillo che è più vecchio di almeno 3-4 mila anni nei confronti dei sigilli salomonici. Vi ricordo che Mosè era anche un generale, oltre che essere un esoterista molto importante, era un generale che sicuramente era ben consigliato e usava questi sigilli in modo accurato. Sono sigilli che solamente i generali o gli imperatori o i re di quel periodo, di 7-8 mila anni fa, potevano permettersi. Quindi chi vuole una protezione per la casa, per chi vuole una protezione per il benessere, oltre al sigillo 6 di Marte, che il vostro marito ve lo consiglia perché stanno arrivando periodi importanti dall'est, perché come avete visto, oltre ad avere una destrutturazione industriale del comparto industriale, abbiamo anche una guerra in corso che il Marietto spiegava già nel 2010 che sarebbe arrivata. Ci troviamo adesso ad affrontare questa guerra che sarà asimmetrica, cioè sarà commerciale sicuramente, sarà biologica e batteriologica, scusate, e sarà anche
come vecchio stile con le armi. Vi ricordo che questo esercito occupante dell'Est usa un modello di guerra quasi settecentesco, del 1700, e quindi va avanti a tamburello battente. Non credete quelle persone che in TV dicono che sono deboli, che hanno poco materiale bellico, perché nella realtà quello Stato lì ha preparato questa invasione dell'Europa già da almeno 30-40 anni. Bene cari amici, per il momento il Marietto vi saluta, grazie e guardate bene questo sigillo monitor.